Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'edizione, quella di oggi, particolarmente densa di notizie di cronaca, a partire dalle disperate ricerche in corso in Friuli Venezia Giulia dei 3 ragazzi che sono stati travolti dall'onda di piena del Natisone nel pomeriggio di ieri. Ma con la cronaca andiamo subito a Dosson di Casier, dove c'è per noi la nostra Lina Paronetto per un fatto davvero singolare, quello che si è verificato, ovvero una spaccata con un'auto rubata, un'auto che era appunto del comune, una spaccata ad una gioielleria. Andiamo quindi a Dosson con Lina Paronetto. A te Lina, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori, siamo qui con Tommaso Migot che sta curando la parte tecnica. Sì, hai detto bene, siamo con Beatrice Bianchi, ringraziamo davvero per la cortesia, è la titolare di questa gioielleria, In Gioielleria si chiama. Vedete in questo momento, se poi ci avvicineremo con la telecamera, una facciata di fatto risistemata, rifatta, Beatrice, perché l'altra notte qualcuno ha rubato una vettura del comune, considerate che il municipio è davvero 2 passi, saranno 100 metri, una Panda bianca con cui hanno sfondato, hanno fatto la classica spaccata con un ariete, hanno sfondato la vetrata e hanno arraffato quello che c'era in vetrina, è così? Sì, è corretto, buongiorno a tutti. Niente, mi sono svegliata all'1:15, guardando le telecamere, panico totale perché ho visto la porta aperta e 2 persone dentro. E ho detto al mio compagno: Marco, ce li ho dentro, devo andare. Ho preso la macchina come ero vestita, sono arrivata qui. Meno male, tutti mi stanno dicendo che erano già scappati, quindi non ho avuto il faccia a faccia con questi delinquenti, però sono riusciti a portare via la parte esterna della vetrina esterna. Avevamo oro, non pezzi grossi perché per fortuna li tiriamo dentro alla sera, però il danno è stato anche per la parte esterna, perché con questa macchina hanno sfondato serramento, muro. Adesso comunque alzeremo ancora di più le nostre misure di sicurezza, che col senno di poi è facile da dirsi, però cementeremo qua delle colonne. Chissà che si rompa la macchina la prossima volta, che non riescano ad arrivare in vetrina, e purtroppo è andata così. Adesso faccio anch'io parte di questo club sfortunato. Perché è la prima volta che le capita, sebbene abbia un'attività qui da tanti anni? Sì, aperto nel 2006 la gioielleria, non mi era mai capitato. E che sensazione è stata? Rabbia, tanta rabbia. Dovevo venire qua, dovevo difendere il negozio, tutto ciò che faccio, tutte le fatiche, tanta rabbia, ecco, non paura, grinta. Infatti adesso si ripartirà più forti di prima. Ringrazio anche la vicinanza di tutto il paese, i messaggi, le telefonate, che è importantissimo in questi momenti sentire la forza, ecco, del paese, delle persone che credono in noi. Senta, avete già quantificato il danno? Non ancora, stiamo finendo l'inventario. Esternamente però sì, abbiamo già tutto a posto. Ci faccia vedere cosa hanno fatto, vediamo se con Tommaso riusciamo ad avvicinarci. Beh, allora i tecnici mi hanno già rifatto tutta la muretta, già cambiato il marmo. Da un giorno all'altro io, grazie all'azienda Masutti, posso fare pubblicità, ho il marmo nuovo, il serramento. Perché si era dibelto di fatto? Com'è? Il serramento era danneggiato, non riuscivate più a chiudere la porta, quindi per un'attività come la vostra? Rischiavo di dormire qua la notte con la brandina, invece mi hanno proprio cambiato tutta la serratura, sono riuscita a richiudere anche la serranda, perché ovviamente era giù la serranda, sono riuscita a manometterla ed è venuto l'elettricista subito, ha sistemato. Senta, è venuto anche il sindaco per sincerarsi, perché poi ci sarà stato un danno anche a questa macchina del comune che è stata usata come ariete. Sì, è stato anche il sindaco Cararetto. Insomma, io veramente sono contenta di questa vicinanza. Siete riusciti a tener chiuso praticamente solo qualche ora? Sì, una mattina abbiamo dovuto tener chiuso, anche perché il vetro era impattante, era tutto rotto, faceva anche quasi paura. E invece adesso siamo pronti a pitturare, manca la pittura e rifacciamo le vetrine per
Ecco, un'ultima cosa, lei mi diceva prima, siamo in piazza ad Osson, quindi una posizione che sembrava tranquilla, cosa deve capitare, voglio dire, c'è anche tutto, ecco, Tommaso sta riprendendo, c'è anche tutta questa protezione qua davanti, insomma è incredibile che siano arrivati con una macchina, lei giustamente diceva attenzione anche alle altre attività, nessuno purtroppo è al sicuro. Sì, sempre occhi aperti, mai lasciare niente per scontato, sempre allerta perché sono anni purtroppo difficili. E quindi anche nella nostra Ossone effettivamente può succedere qualsiasi cosa. Sempre molta attenzione. Ecco Beatrice, grazie mille. Allora lei diceva si riparte con più grinta ancora di prima. Mia, molta più grinta, sicuramente, con più determinazione. È un bel messaggio anche questo che sta lanciando, sa, perché purtroppo ne registriamo tante di queste situazioni. Allora grazie a Beatrice Vian, titolare della gioielleria qui in piazza ad Osson, con Tommaso Migot. Marta, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Lina Paronetto per questo collegamento. Noi ora ci spostiamo nel vicino Friuli, Venezia Giulia, Premariacco, dove sono ore di disperate ricerche. Siamo in provincia di Udine per i 3 giovani che ieri nel primo pomeriggio, a causa della piena del fiume Natisone, sono stati appunto travolti dalle acque. Ci colleghiamo quindi con Omar Costantini. Buongiorno Omar. Sì, buongiorno dalla sede dell'unità di crisi qui all'interno della Croce Rossa di Ossaria di Premariacco, dove, come hai detto bene tu, dalle 13:30 di ieri sono scattati i soccorsi per il recupero di questi 3 ragazzi, 25 anni. Nel collegamento noi stiamo intanto vedendo... Stiamo intanto vedendo le immagini. Ecco, ora ti rivediamo. Sì, era saltata la linea. Prego, continua pure. Sì, infatti stavo per sottolineare che anche le avverse condizioni meteo hanno messo a dura prova il lavoro dei soccorritori, che però insomma non si è mai interrotto, e ancora oggi, ancora adesso mentre stiamo andando in onda, stanno operando sul posto. Ti dico solo che l'elicottero del reparto volo di Venezia sta operando dal ponte di Ossaria verso valle, dunque verso la foce dove c'è il punto di intersezione tra il Natisone e il torrente Torre. I droni invece sono operativi tra i 2 ponti, cioè quello di Ossaria verso il ponte romano, dove è avvenuto la richiesta di aiuto. Al momento purtroppo non abbiamo novità positive per quanto riguarda questa, che ci auguriamo insomma tutti che vada a finire nel migliore dei modi, però se permetti, proprio vicino a me ho Giovanni Paoloni, che è uno che non solo di Ossaria ma che il Natisone lo conosce bene, giusto per fare un flash con lui. Che cos'è il Natisone? Il Natisone è un posto bellissimo, un posto meraviglioso, però un posto dove ci sono delle regole. Approfitto di questa occasione per abbracciare i familiari che stanno attraversando questi momenti di tensione, che però mi auguro che le cose vadano per il meglio. E un'altra cosa, a questo punto, visto che se nel fiume Natisone ha carattere torrentizio, come succede nel vicino torrente Malina, se magari l'amministrazione mettesse dei cartelli dove avverte che ogni tanto ci sono queste piene improvvise, forse questo potrebbe preservare magari le persone che non sono del luogo. Chiaro. Grazie alla testimonianza di Giovanni Paoloni, ricordo ancora la situazione: ricerche in corso dei 3 ragazzi, al momento non ci sono novità per quanto riguarda il loro ritrovamento, le squadre sono una trentina, gli operatori sul campo, va fatto un plauso perché molto spesso questo sembra una cosa scontata, invece professionalmente stanno operando ininterrottamente da ieri. Ci sono diverse squadre dei Vigili del Fuoco non solo da Udine ma anche da Gorizia, Pordenone e Trieste, e anche Tolmezzo in supporto dei colleghi, oltre alla protezione civile locale, regionale e anche la Croce Rossa, ricordiamo, che sta dando ospitalità per il campo base logistico dell'unità di crisi, ma ci sono anche altri 2 posti avanzati sia a Premariacco sia in direzione Manzano. Se non hai altre domande ti ripasso la linea per la prosecuzione del telegiornale. Grazie Omar Costantini e ai colleghi della redazione di Udine. Naturalmente restiamo in contatto se dovessero esserci degli aggiornamenti su questa vicenda che sta tenendo naturalmente tutta l'Italia
l'Italia con il fiato sospeso. E con la cronaca ora da Premariaco, Udine, torniamo nel Padovano per tornare a parlare dell'ennesimo femminicidio. Ieri c'è stato l'interrogatorio di garanzia di Andrea Favero, il camionista trentottenne accusato dell'omicidio della compagna Giada Zanola, gettata dal cavalcavia sulla 4 a Vigonza. L'uomo resta in carcere. Nella serata di ieri conclusa l'autopsia sul corpo della povera 33enne. Ma per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin e la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, esattamente l'autopsia sul corpo di Giada Zanola si è conclusa ieri sera poco dopo le 20, il medico legale che l'ha eseguita non ha rilasciato dichiarazioni, ma tutto si potrà magari comprendere entro 30 giorni quando ci sarà il referto dell'esame tossicologico. Sono stati infatti prelevati i tessuti ed effettuati i test per questo esame tossicologico per capire se Giada Zanola sia stata stordita o abbia appunto assunto farmaci prima di uscire di casa e quindi fosse incosciente nel momento in cui è stata gettata dal cavalcavia dal compagno Andrea Favero. La ragazza infatti alle amiche aveva espresso il timore di essere avvelenata e infatti gli inquirenti stanno cercando anche nell'abitazione possibili farmaci che la ragazza potrebbe aver assunto nei giorni prima della sua morte. Questo per quanto riguarda l'autopsia. Sul fronte delle indagini ieri si è svolto l'interrogatorio di garanzia in carcere per Andrea Favero, che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero e al giudice e all'avvocato d'ufficio, al suo avvocato d'ufficio. È stato nominato dopo l'interrogatorio di garanzia un nuovo avvocato dalla famiglia di Andrea Favero. L'uomo resta in carcere anche se il fermo non è stato convalidato, ma il giudice ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere. Sul fronte delle indagini continuano da parte degli agenti della squadra mobile perché sono state sentite molte amiche della ragazza, amiche che hanno rivelato come Giada avesse paura, si sentisse ricattata dal compagno che minacciava di mettere in rete alcuni video intimi. Una preoccupazione che aveva condiviso anche con la persona che frequentava da poco, una persona con cui avrebbe dovuto iniziare a lavorare presso un distributore di Vigonovo proprio in questi giorni. Poi nei prossimi giorni verranno anche sentiti, non si esclude che verranno nuovamente sentiti anche i familiari della ragazza, che i funerali non sono ancora stati fissati. La coppia Andrea e Giada dovevano sposarsi proprio oggi, 1° giugno, ma il matrimonio è stato rinviato qualche mese fa. Qui con me c'è Don Alessandro Spiezia, che è il parroco di Vigonza della chiesa di Santa Margherita, che aveva conosciuto Andrea Favero e Giada Zanola e con loro doveva avviare un percorso tradizionale che si fa prima del matrimonio. Che ricordo ha di questi ragazzi, Don Alessandro? Sì, io ho conosciuto Giada e Andrea in occasione del battesimo del bambino che è avvenuto più di un anno fa, poco più di un anno fa, ma l'impressione è che fosse una coppia abbastanza normale, dico, poi gli incontri di preparazione al battesimo non è che diano una grossa profondità di conoscenza, ci permette un po' di entrare in contatto con le famiglie, di conoscerle un po' e di fare un po' di catechesi. Da quell'occasione là, che è stata un'occasione un po' di conoscenza, poi avevano manifestato l'idea di potersi sposare e effettivamente la prima data sarebbe stata proprio oggi, 1° giugno. Poi di fatto per una serie di motivazioni che poi a me neanche avevano detto, avevano pensato di spostarla più verso il mese di settembre e avremmo dovuto cominciare poi il cammino un po' di preparazione, quello che classicamente si fa per poter celebrare il sacramento del matrimonio. Prima però di poter procedere a questo, di iniziare questo, Andrea mi ha chiamato dicendo che di fatto stavano vivendo qualche fatica, qualche difficoltà nella coppia, per cui pensavano di sospendere questa preparazione. Io ho anche detto che mi rendevo disponibile per poterli un po' incontrare, per capire cosa poteva esserci. Lui ha detto che sarebbe fatto vivo, che mi avrebbe poi chiamato, poi di fatto io poi non l'ho più sentito.
Una tragedia che lascia comunque una comunità scossa. Sì, certo, molto, molto, anche perché quando succedono sotto casa o vicino a casa sembrano ancora più reali di quelle che poi succedono magari non così vicine. Io dico che questo è un po' il tempo del silenzio, perché abbiamo bisogno un po' di capire, di comprendere cosa è successo, di elaborare anche un po' questo lutto e questo dolore, e come comunità cristiana anche il tempo della preghiera, sia per la famiglia di chi ha subito la violenza, anche della famiglia di chi la violenza l'ha prodotta, ma anche per tutte le situazioni di violenza, di rabbia, di odio, di sofferenza che ci sono, vicino o lontane che siano. Ringraziamo Don Alessandro per queste parole che ci fanno sicuramente riflettere. La comunità di Vigonza lunedì sera si è data appuntamento con una fiaccolata che partirà dalla casa di Giada, dove Giada viveva con il suo piccolo e con il compagno Andrea Favero, che poi l'ha uccisa, e si arriverà fino al luogo del delitto. Sono attese migliaia di persone. Alta è stata la partecipazione anche ieri sera a Padova ad una passeggiata delle donne organizzata da Non Una di Meno per ribadire insomma basta aver paura della violenza. Io vi restituisco la linea e vi lascio con le immagini della manifestazione che si è svolta ieri sera a Padova. Si torna a fare rumore per Giada Zanola questa volta, dopo Giulia, dopo Sara, dopo Vanessa. Un rumore che non si vorrebbe più sentire, perché ogni volta è un grido per una donna a cui è stato strappato il futuro. Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Sono state oltre 200 le donne che ieri sera a Padova si sono ritrovate in piazza Portello e si sono mosse in corteo per una passeggiata arrabbiata per Giada Zanola, ultima vittima di femminicidio, uccisa in modo barbaro dal compagno che l'ha gettata giù da un cavalcavia, e per tutte le donne vittime della violenza maschile. Siamo alla 35esima vittima di femminicidio uccisa dalla violenza maschile sulle donne e del patriarcato. Ecco, sembra una violenza che non vuole finire, che non si riesce ad arginare. Sì, perché la violenza di genere patriarcale è una violenza strutturale, cioè che è connaturata al nostro sistema economico, politico e sociale, e quindi servono degli interventi che abbiano un carattere strutturale. Dobbiamo tornare in piazza, è dagli anni 70 che sono in piazza, perché evidentemente non siamo stati capaci nelle generazioni precedenti a cambiare realmente l'atteggiamento culturale di questo paese, e in questo momento stiamo vivendo una orrenda recrudescenza. Le donne in piazza hanno protestato denunciando una mancanza di risposte dalle istituzioni. Io lavoro in pronto soccorso e sono un medico e vedo tutti i giorni donne che continuano a venire in pronto soccorso sperando con un foglio di pronto soccorso di ottenere un qualche minimo di misura di allontanamento, un qualche minimo di tutela, e invece non è mai così. I numeri della violenza sono drammatici. Nel 2023 al Centro Veneto Progetti Donna di Padova sono state accolte 1210 donne, con un aumento esponenziale di denunce dagli ultimi mesi dell'anno dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. In piazza ieri sera anche l'assessora al sociale Margherita Colonnello. Lunedì un'ulteriore data a Vigonza, proprio per stare a fianco di tutte le cittadine e cittadini che hanno conosciuto Giada. Per noi è veramente una grande tragedia, ma è proprio questo il momento in cui con la cittadinanza, con le istituzioni, con tutte le persone che vogliono fare la differenza, dobbiamo essere ancora più coraggiose e coraggiosi. In attesa di conoscere la data dei funerali di Giada, lunedì a Vigonza ci sarà una fiaccolata che arriverà fino al luogo del delitto. Sono attese migliaia di persone. Ed ora torniamo a parlare del maltempo di ieri. Abbiamo sentito le ore drammatiche che si stanno vivendo in Friuli Venezia Giulia, con le ricerche che continuano dei 3 ragazzi dispersi nelle acque del Natisone. Andiamo invece per un bilancio dei danni nel Vicentino, a Marano, dove Luisa Bertini con Simone Squarcina per la parte tecnica sono in compagnia del sindaco Marco Guzzonato. Marano, dove appunto anche ieri si sono vissuti dei momenti di paura, con diverse vie finite sott'acqua. A te Luisa, buongiorno.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Rio delle Pietre che ieri ha dato problemi appunto mandando sotto alcune vie, via Prole, via Venezia e via Milano. Oggi lo vedete, la situazione è completamente rientrata, ma ieri ci sono state delle ore abbastanza di tensione e di paura. Sono qui in compagnia con il sindaco Marco Guzzonato. Che cosa è successo ieri? Allora sì, buongiorno. Ieri un'altra mattinata di grande preoccupazione e di disagi, forti disagi, perché ci sono dei problemi relativamente alla rete idraulica minore. L'osservato speciale Rio delle Pietre, che purtroppo è uscito appena a nord dell'abitato del centro di Marano anche ieri, come una decina di giorni fa. Il torrente Timonchio che ci preoccupa insomma per le portate di questi giorni, ma anche tutta la campagna che circonda Marano Vicentino, che non riesce più a trattenere l'acqua. C'è un fenomeno di dilavamento molto importante, quindi acqua che scende dai campi e che si aggiunge a quella dei torrenti già ingrossati, e questo ha mandato in crisi seria anche diversi punti del paese. Siamo intervenuti con la protezione civile, con la squadra operai per dar supporto alla popolazione e risolvere le problematiche via via più urgenti. Chiaramente il territorio dell'Alto Vicentino sta dando dei segnali preoccupanti che, uniti per via della cementificazione che negli anni si è portata avanti, e per via anche del cambiamento climatico e dell'intensità dei fenomeni che si sta che sta superando anche le previsioni, e cioè quel meccanismo che è stato più volte spiegato, legato al cambiamento climatico, per cui gli effetti stanno creando un meccanismo moltiplicatore, per cui le perturbazioni si stanno susseguendo con maggiore intensità di quella prevista e con maggiore frequenza. È chiaro che adesso serve mettersi al lavoro con le contromisure. Alcune sono già in atto, perché per esempio sulla tombinatura del Rio delle Pietre noi da luglio interveniamo per la messa in sicurezza. Bisogna studiarne di nuove e di adatte al cambiamento dei fenomeni, però bisogna anche chiamare a collaborare anche tutti gli enti. Quindi noi in questi giorni abbiamo scritto nuovamente al Consorzio Alta Pianura Veneta per la manutenzione e il controllo sui corsi d'acqua minori e al Genio Civile per le verifiche degli argini del Timonchio. C'è un lavoro da fare con il piano delle acque che noi abbiamo sul quale stiamo lavorando, piano delle acque sovracomunale, perché è chiaro che l'acqua che determina dei problemi a Marano Vicentino ci arriva da Schio, e noi poi quest'acqua la consegniamo ai comuni più a valle. È solo con un piano delle acque sovracomunale che riusciamo a governare questi fenomeni, che se no sono completamente fuori controllo. Ecco, quindi fenomeni nuovi, inaspettati. Io ricordo anche che Marano, questa situazione l'ha vissuta da un mese a questa parte, perché prima non era un problema né così frequente né così evidente. Sì, diciamo che c'erano delle situazioni che periodicamente andavano in crisi, sono state messe negli anni dal Consorzio Alta Pianura, penso al fossato sulle Zanine, delle sistemazioni e degli interventi che hanno contenuto i fenomeni. Però adesso il tutto si sta modificando ulteriormente, e quindi c'è bisogno di un ragionamento rapido e anche operativo da parte di tutti gli enti competenti. Ecco, quindi per rivederli. Io intanto ringrazio il sindaco che è stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina dal Vicentino. Ora ci spostiamo nel veneziano, a Mestre, dove continua a far parlare l'allarme sicurezza in via Piave. Esasperati dall'assedio degli spacciatori, i residenti hanno iniziato una nuova forma di protesta. Ci racconta tutto Nicola Marcato, che vedo in collegamento assieme a Giovanna Luzzi del coordinamento cittadini del quartiere Piave. A te Nicola, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Via gli spacciatori dal quartiere
Piave, basta spaccio. Hanno scritto così negli striscioni appesi dai balconi, dai giardini delle loro case, i residenti di Via Piave. Il quartiere di Via Piave è da tempo al centro di una lotta contro la microcriminalità e il dilagante fenomeno dello spaccio di droga. A parlare di questa continua emergenza è qui con noi Giovanna Luzzi del coordinamento cittadini quartiere Piave. Qual è la situazione? Sì, buongiorno a voi. Allora, la situazione purtroppo continua a peggiorare, peggiora soprattutto nelle strade interne. E questo ovviamente le forze dell'ordine, soprattutto il questore, lo sa, perché già ne avevamo parlato ancora prima di Natale in un incontro, e ci ha spiegato che la massa è tanta e per quanto ne vengano arrestati ne arrivano anche di nuovi, quindi è un lavoro piuttosto certosino. Noi cerchiamo di essere molto collaborativi con lui, ci ha dato delle buone dritte, ci ha detto assolutamente di segnalare, ci ha detto di fare tutto quello che possiamo fare anche con l'applicazione UPOL, e devo dire che i residenti qui si stanno un po' rinfrancando e rinforzando, e quindi effettivamente anche chi aveva più paura sta usando le applicazioni, oppure ci passa a noi amministratori del gruppo, ci passano i dati e noi comunque li giriamo a chi di dovere. Sì, perché voi dovete sapere che Giovanna Luzzi ha scritto anche una lettera aperta di ringraziamento al questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, dove ha voluto esprimere tutti gli sforzi profusi, il ringraziamento nella lotta a questi fenomeni. La polizia ha poi specificato che per combattere il dilagare di questo fenomeno è necessario però anche una collaborazione con voi residenti. Sì, la collaborazione, ma anche con loro, cioè bisogna avere il coraggio di denunciare, di segnalare, bisogna chiamare il 113, bisogna farlo, bisogna non aver paura di denunciare anche un piccolo furto, un piccolo scippo, bisogna assolutamente fare questo. Noi del coordinamento cerchiamo anche di passare foto specifiche di volti nuovi, di personaggi nuovi che arrivano, perché questa è la collaborazione diretta. Però effettivamente questo è ciò che loro ci hanno detto e noi lo stiamo facendo, quindi dobbiamo far così. C'è un po' più di coraggio, ripeto, alcuni residenti hanno preso più coraggio e abbiamo scritto questa lettera come coordinamento, cioè io perché ho le mail, nel senso abbiamo le mail che scriviamo alle personalità, l'abbiamo scritto di ringraziamento perché comunque lui ci aveva dato dei consigli buoni e lo rincontreremo, ci darà delle nuove direttive, ci darà sicuramente delle altre modalità. Oltre alla collaborazione però voi chiedete che le forze dell'ordine intervengano. L'ultima volta un massiccio controllo è stato effettuato nel 2018 con l'operazione San Michele. Lì erano stati fatti numerosi arresti. Dal 2018 però poi poche operazioni brillanti e di questo livello. Allora sì, l'operazione San Michele è stata mirata, è stata blindata tutta l'area e hanno fatto una retata piuttosto massiccia. C'è una piccola differenza tra la San Michele, credo che le forze dell'ordine purtroppo lo sanno. All'epoca noi avevamo tutti i nigeriani che si localizzavano sul fondo della via San Michele perché c'erano tutte le loro attività commerciali, quindi erano abbastanza stanziali. Adesso invece tra accordi tra loro, probabilmente tra nigeriani, tunisini, marocchini, personaggi dell'est, egiziani, qui hanno un interscambio di lavoro, chiamiamolo lavoro, che è abbastanza incontrollabile, quindi non abbiamo più un punto fisso. Certo, è per quello che la situazione è degenerata, probabilmente hanno fatto degli accordi tra loro. Uno spacciatore addirittura ha cercato di strappare questo cartello, come vedete lì, però poi è stato fermato. Ci sono siringhe gettate a terra a pochi metri da qui. La situazione è di degrado totale e di pericolo. Molte donne hanno paura a uscire di sera, molte persone rimangono asserragliate in casa come quasi ci fosse un coprifuoco. A parlarne è qui con noi Elisabetta. Sì, veramente io dico la verità, niente, il problema è che appunto anche noi donne qui c'è paura anche di uscire, di rientrare alla sera, non si può uscire neanche per una pizza perché qui troviamo sempre spacciatori e tossici che si stanno drogando. E ultimamente venendo a casa c'erano dei tossici che li ho visti proprio davanti a me, loro tranquilli che si continuano a bucare.
Niente. Ma vi importuna, non c'è pericolo? No, sono tranquilli, però il problema qual è? Sì, che si ha paura perché possono anche reagire e quindi la situazione per me è invivibile. Se non hai domande da studio, Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Nicola Marcato con Sandro Ponchio per la parte tecnica, per questo collegamento. C'è ancora una notizia di cronaca che ci arriva dal Trevigiano ed è quella di una violenta rapina in casa che si è verificata ieri sera all'ora di cena a Castello di Godego, vittima una coppia di anziani che sono stati aggrediti nella propria abitazione, lui 77 anni, lei 77 anni, lui 83. I ladri sono appunto entrati in casa e minacciandoli con un coltello hanno strappato la catenina che la donna aveva al collo e poi hanno rubato pochi spiccioli che l'uomo aveva nel portafoglio. Si sono poi dati alla fuga. Nel frattempo la signora, probabilmente anche per lo spavento, è stata colta da malore ed è tuttora ricoverata all'ospedale. Naturalmente conteremo di fornirvi ulteriori notizie su questo grave fatto di cronaca nel corso del nostro telegiornale. Ora cambiamo decisamente argomento perché ci chiede la linea da Bibbione il nostro Lucio Zanato. Bibbione che sta vivendo la febbre per i 2 concerti di Vasco Rossi, il sound check riservato ai fan appunto del Blasco Fan Club questa sera. Domani invece la data 0 del tour del cantante di Zocca. Bibbione che sta anche però cominciando a prepararsi per il raduno triveneto delle Penne Nere e per questo ci colleghiamo con Lucio Zanato che ci racconta tutto. Buongiorno Lucio. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, noi siamo qui perché ovviamente Antena 3, il gruppo Media Nord-Est, seguirà anche la donata triveneta degli alpini qui a Bibbione, terzo raggruppamento e quindi sopralluogo per quanto riguarda, diciamo così, tutte le attività. Intanto ti do un annuncio perché poi naturalmente noi andremo a vedere anche Vasco Rossi. Sono previste 22.000 persone questa sera per il soundcheck, mentre sono previste già 28.000 persone, quindi spettatori per quanto riguarda il concerto invece di domani, la data 0 di Vasco Rossi, ma ne parleremo più tardi con un secondo collegamento. Intanto cominciamo con le Penne Nere che sono venute a fare il sopralluogo, noi con loro ovviamente perché ci stiamo preparando per le dirette. Franco Munarini è il presidente della sezione Alpini di Venezia che organizza questa donata triveneta. Presidente, diciamo che state preparando tutto quanto, qualche data importante di questo fine settimana che capiterà tra 15 giorni? Beh, il programma senz'altro. Allora, cominciamo venerdì con dal Passo della Mauria. Venerdì 14. Venerdì 14 al Passo della Mauria, la discesa del tagliamento che finirà sabato alle ore 17:30 qua alla foce del tagliamento. Partecipano tutte le sezioni del Friuli che sono... È una staffetta, mi pare. È una staffetta simbolica che rende omaggio appunto a questo fiume tanto importante non solo per gli eventi bellici della Prima Guerra Mondiale ma anche per la nostra vita di alpini che hanno avuto molte caserme su quest'asta. Poi nello stesso giorno, il venerdì, inaugureremo 2 mostre qua in zona delegazione Via Maia, una dei centri studi dell'ANA, una sui 152 anni delle truppe alpine, una mostra anche sul territorio, su San Michele al Tagliamento, e apriremo un gazebo con i ragazzi dei campi scuola. Cosa importantissima dei campi scuola perché è l'attività estiva che fanno gli alpini di formazione dei giovani, un'attività che il Presidente Favaro e tutti gli alpini vogliono fortemente. Sì, certamente. Quindi una dimostrazione pratica che si può fare. Che si può fare e infatti ne avremo qui 15 che daranno testimonianza delle loro esperienze. Poi invece sabato sera che noi seguiremo in diretta. Sabato sera dopo l'arrivo della staffetta, l'alzabandiera e le locuzioni, quindi il saluto del sindaco, qui in piazza Fontana e in piazza Treviso ci saranno due punti dove si esibiranno 5 cori. Domenica poi ci sarà la sfilata che parte
dalle ore 10:15 da Piazzale Zenit attraverso Via delle Costellazioni e passerà davanti il palco che è allestito qui, che avete fatto sopralluogo oggi. Però noi partiremo molto prima perché seguiremo come sempre sia sabato, sia domenica, ma anche venerdì, con servizi ma anche dirette, tutto questo. Intanto grazie Presidente Munarini, ma qui abbiamo anche gli alpini di Conegliano. Perché? Perché Conegliano nel 2025 ospiterà la prossima Triveneta, per voi molto importante, e qui poi ci sarà il passaggio della Stecca domenica 17. Sì, domenica 16 ci sarà il passaggio della Stecca con la sezione Venezia, come oggi siamo venuti a fare il sopralluogo per poter fare bene il cambio della Stecca. Per il prossimo anno noi a Conegliano abbiamo il Triveneto, il raduno del terzo raggruppamento in concomitanza con il nostro centenario della sezione. Ecco, però gli alpini di Conegliano hanno portato con loro anche la voce degli alpini e delle sfilate nazionali e trivenete. Nicola Stefani, grazie per essere qui, sopralluogo anche per te, perché ovviamente devi cominciare a prendere, come dire... Già prendere le misure, esatto. Già prendere le misure per raccontare bene questa grande avventura degli alpini di valle, che sono fondamentali e importantissimi per darci la piena consapevolezza del mondo che ci circonda e soprattutto del mondo delle lunghe penne nere. Senti, tu sei la voce da sempre, come racconterai questa adunata, questa Triveneta quest'anno? Facendo riferimento ai tanti episodi che nel corso dell'anno rendono gli alpini dei veri portatori di pace. Senti, è più difficile commentare una nazionale o una Triveneta, visto che poi giochi in casa? Direi che è più difficile commentare una Triveneta, perché l'emozione è fortissima, sei a stretto contatto con le persone, con i gruppi, con gli alpini che vedi e frequenti quotidianamente, e quindi il pathos sale a livelli incredibili. Un commento invece su Vicenza, che ti ha visto veramente in prima linea gettare anche il cuore e la voce oltre l'ostacolo. Il cuore e la voce oltre l'ostacolo. Vicenza è stata una grande avventura, una città meravigliosa che ha accolto gli alpini con grande disponibilità e generosità e che ha offerto all'Italia, al mondo che ci guardava, uno spaccato davvero importante e unico della società civile. Ecco, importante e unico il mondo degli alpini, che noi vi racconteremo in diretta, come detto, fra 2 settimane. A te Marta. Grazie a Lucio Zanato, con il quale torneremo a collegarci più avanti nel corso del nostro telegiornale dalla zona dello stadio di Bibbione, dove è stato allestito il maxi palco per i 2 concerti di Vasco Rossi. Alle 15 si apriranno i cancelli, le transenne per i fans, e quindi andremo un po' a curiosare com'è la situazione. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo sentito prima nel collegamento da Vigonza con la nostra Valentina Visentin tutte le ultime notizie sull'ennesimo femminicidio che ha sconvolto la nostra regione, e è molta la solidarietà e anche la rabbia delle donne in queste ore che si stanno stringendo alla famiglia di Giada e al figlioletto di appena 3 anni, rimasto appunto senza la mamma e con il papà in carcere. Tutta la comunità di Vigonza per lunedì sera in via Prati si troverà per una fiaccolata davanti alla casa della coppia. Il dolore di una famiglia, quella di Giada Zanola, che dal bresciano chiede giustizia attraverso questo post sui social della sorella. Il dolore di un bambino di 3 anni, la mamma non c'è più, il papà è in carcere. Dovevano sposarsi il 21 settembre prossimo nella chiesa di Vigonza. Giada Zanola e Andrea Favero avevano preparato tutto. Mancavano le pubblicazioni, ma il parroco di Vigonza pochi mesi fa avevano detto che tutto sarebbe stato annullato. La crisi tra i due probabilmente era già profonda, una comunità che soffre, che vuole far emergere il suo dolore, da qui l'idea di una fiaccolata lunedì prossimo alle 20:30 in via Prati. E partirà da casa di Giada e arriverà fino a quel terribile posto in cui, da cui è stata lanciata, e questa è una cosa
Bella perché nasce proprio dalla gente che mi ha chiesto, cerca un modo per esprimere proprio tutta la solidarietà, l'affetto e anche per sfogare un po' questa sofferenza che c'è. A chiederla per primi i residenti di Via Prati è scosso il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro. Come i suoi cittadini pensa al piccolo di 3 anni e pensa a Giada. Insieme ai suoi cittadini il dolore può essere condiviso. È bello che una comunità, anche davanti a una tragedia così forte, si ritrovi e faccia quadrato a tutela poi soprattutto di questo bambino che frequenta il nostro asilo parrocchiale, quindi per tante famiglie è conosciuto. In comune anche la telefonata di Gino Zanola, il papà della vittima. La mia segreteria ha ricevuto questa telefonata di ringraziamento per le parole che io e tutta l'amministrazione e tutta la città di Vigonza in realtà abbiamo espresso, e l'affetto che sta sentendo e che anche nei confronti soprattutto del nipotino c'è nel nostro paese. Maltrattamenti, botte e infine la violenza sessuale, il tragico epilogo di un matrimonio combinato in provincia di Treviso che ha portato a processo un 40enne macedone e i 2 anziani consuoceri accusati di avere praticamente ridotto in schiavitù una donna privandola di ogni libertà in nome di quel matrimonio. La donna, un'infermiera di 30 anni, originaria della Macedonia del Nord, non aveva potuto prendere la patente né aveva un cellulare. Era una nullità, ha raccontato l'infermiera in aula, che ha deposto protetta da uno schermo che non permetteva agli imputati di vederla. Mio marito, ha continuato, era ossessionato dal controllo. L'uomo, con alle spalle precedenti per spaccio di stupefacenti, aveva già ricevuto un decreto di espulsione contro il quale aveva fatto ricorso. Le accuse sono gravissime: maltrattamenti familiari, violenza sessuale e rapina. La donna, che ora vive in una località protetta assieme ai 3 figli, si è costituita parte civile. E proprio in provincia di Treviso è stata inaugurata una nuova casa rifugio per donne vittime di violenza, una casa che sarà nel nome e in ricordo di Vanessa Ballan, uccisa a Riese Pio X insieme al bimbo che portava in grembo. Ieri in Vescovado la cerimonia alla quale hanno partecipato anche i familiari di Vanessa. L'appello del fratello: molte donne hanno bisogno di aiuto e sono certo che mia sorella sarà guida in questo luogo sicuro. Chiedere aiuto non è una debolezza, ha detto Nicola. Sentiamo. Ci sono molte ragazze e donne che hanno bisogno di aiuto e sono certo che mia sorella sarà guida in questo luogo sicuro, pensato e realizzato per loro e per i loro figli. Il rifugio sicuro per le donne vittime di violenza si chiama Casa Rotary Vanessa ed è dedicato a Vanessa Ballan, la giovane mamma assassinata lo scorso 19 dicembre a Spineda di Riese Pio X da Bujar Fandai. In questi lunghi e dolorosi mesi i familiari hanno scelto il silenzio, ma oggi, di fronte ad una violenza che continua purtroppo ad essere sempre più presente, come testimoniato dall'ennesimo femminicidio a Vigonza, il fratello Nicola ha deciso di condividere un pensiero che possa diventare forza per chi subisce e monito per chi usa violenza. Penso che esercitare qualsiasi forma di violenza, specialmente quella che ha subito Vanessa, sia una forma di debolezza dell'essere umano. Un messaggio commovente ed accorato, quello di Nicola, condiviso con i genitori della giovane ed il compagno di Vanessa, anch'egli presente assieme alla mamma, 2 famiglie unite dalla tragedia e che oggi, proprio in occasione dell'apertura di questa casa rifugio per donne maltrattate, hanno voluto lanciare un appello. Quello che noi stiamo vivendo non dovrebbe viverlo nessuno, non dovrebbe succedere, non dovrebbe esistere. Recuperiamo la nostra umanità e sforziamoci all'umiltà di riconoscere quando qualcosa non va. Chiedere aiuto non è debolezza, mai. Comunichiamo sempre e ricordiamoci, la gentilezza è matrice di felicità. E la casa rifugio in nome di Vanessa Ballan è la seconda casa Rotary aperta nella Marca per fronteggiare un fenomeno, quello della violenza di genere, che purtroppo continua a crescere. Quella
Presentata oggi alla seconda casa rifugio nella Marca, messa a disposizione dalla Fondazione Diocesana Mauro Cordato e dal Rotary Club. Un luogo sicuro e per questo segreto, dove le donne vittime di violenza possono essere accolte per un periodo massimo di 6 mesi, ed i risultati si sono già visti. Nella prima casa Rotary da aprile del 2023 sono state accolte 7 donne, portando avanti un percorso che ha consentito loro una successiva sistemazione lavorativa ed abitativa. A gestire le case il centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, che continua a ricevere richieste di aiuto di donne, 340 l'anno scorso, oggi 210 quelle seguite. Sono accessi che avvengono o perché le donne chiamano direttamente o perché vengono inviate dai servizi sociali piuttosto che dalle forze dell'ordine o dal pronto soccorso. Devo dire che i numeri cominciano a essere veramente impegnativi. Violenza di genere che va contrastata a tutti i livelli e da tutti, ha ribadito il vescovo Tomasi. La violenza di genere è una violenza matrice di tante altre. Dobbiamo davvero a livello culturale, a livello profondo, a livello delle nostre anime, delle conversioni della nostra vita, affrontare questa violenza grande al cuore del patto fondamentale che c'è nell'umanità tra l'uomo e la donna. E se lì permettiamo di giustificare o di ammettere forme di violenze, poi da lì nasce gran parte della violenza che c'è nel mondo. A ringraziare i familiari di Vanessa Ballan per aver acconsentito alla dedica della casa rifugio anche i sindaci di Riese, Guidolin e di Treviso, Conte. Li ho ringraziati perché riuscire a generare da un grande dolore la possibilità di mettere al sicuro altre donne credo che sia un gesto davvero straordinario. Ringrazio Rotary, ringrazio l'Opera Pia Mauro Cordato, perché è una reazione di comunità su un tema, quello della violenza di genere, che ci deve far riflettere. Ogni femminicidio è un caso a sé, ma c'è comunque un comune denominatore ed è su quello che bisogna intervenire. Ogni storia avrà un percorso processuale giudiziario diverso, però il dato comune è che sono donne che vengono picchiate, uccise in quanto donne, perché decidono di affermare una loro autonomia rispetto a un compagno che non vogliono più o che comunque, con il quale comunque non vanno più d'accordo. In fumo i risparmi di una vita. La Guardia di Finanza ha scoperto un trevigiano intermediario finanziario che ha finto di investire i soldi di 2 coppie di anziani, a lui amiche, tenendoli invece per sé. In questo modo ha sottratto e speso almeno 150.000 euro. Quei soldi, risparmi di una vita, li avrebbe fatti fruttare lui. Aveva promesso investimenti sicuri e così aveva convinto 2 famiglie trevigiane ad affidarsi a lui, agente assicurativo iscritto al registro unico degli intermediari. Un versamento dopo l'altro e goccia dopo goccia l'uomo, un trevigiano di 50 anni, padre di famiglia, è riuscito a far transitare fino a 150.000 euro sul suo conto, prosciugando quelli di chi si stava affidando di lui. È stata la Guardia di Finanza di Treviso a scoprire la truffa, partendo proprio dalla segnalazione delle 2 famiglie che, quando hanno iniziato a chiedere di disinvestire, si sono sentite rispondere di no. In base alle indagini bancarie abbiamo verificato che il truffatore, che tra l'altro si spacciava anche per funzionario di varie società di assicurazioni, spendeva il denaro per finalità personali, senza ovviamente utilizzarlo per l'acquisto dei prodotti assicurativi. Per mesi ha condiviso pranzi e cene con le sue vittime. Alle coppie di cui era diventato amico presentava moduli precompilati apparentemente intestati a grandi compagnie assicurative e poi consegnava falsi resoconti sullo stato degli investimenti. Non solo. Abbiamo accertato che dal 2016 al 2022 il contribuente non ha dichiarato compensi per circa 280.000 euro, che sono stati quindi sottoposti a tassazione con il recupero di imposte per 150.000 euro. Oltre alla truffa anche un danno erariale. L'uomo ha operato come agente assicurativo per 5 anni con questa modalità. A suo carico ora una denuncia per il reato di truffa aggravata dal danno di rilevante entità e sostituzione di persona. Il comando trevigiano della Guardia di Finanza di Treviso, costantemente impegnato
a tutelare il risparmio, raccomanda ai cittadini attenzione. Mai firmare assegni senza l'indicazione del beneficiario, piuttosto prediligere sempre il bonifico bancario che indica la causale con il riferimento al numero di polizza che è stato acquistato. È il 117 il numero da chiamare in caso di sospetti. Ove ci si renda conto di essere incappati in una truffa, è doveroso presentare tempestivamente denuncia alla Guardia di Finanza. Nel corpo della denuncia è bene allegare anche i contenuti dei messaggi WhatsApp, gli audio, i messaggi di posta elettronica, in grado di consentire agli investigatori di ricostruire le modalità della truffa. Questa dunque l'ennesima truffe che in generale sono in forte aumento negli ultimi anni, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, più deboli come gli anziani, ma non solo. Il Comune di Treviso per questo ricorda l'attivazione del punto argento al mercato e nei quartieri. Spesso si lavora sull'emotività della persona, del momento, ma anche poi truffe invece, come in questo caso, ben costruite, architettate. Il punto argento tutti i martedì è accessibile al mercato di Treviso e poi è itinerante nei diversi centri anziani e nei quartieri. C'è anche la mano tesa del Comune di Treviso nella guerra alle truffe che continuano ad avere come obiettivo privilegiato la popolazione anziana. Ricorda l'assessore al sociale Gloria Tessarolo lo sportello Punto Argento aperto dal Comune in collaborazione con la Prefettura. Una rete importante che si estende oltre a quella della famiglia che per l'assessore deve restare un punto di riferimento. Soprattutto quando si parla di denaro è importante sentire più pareri, ascoltare più persone di cui ci si fida e anche istituzioni. Quindi questo è un caso dove magari una rete familiare poteva aiutare piuttosto che anche un istituto bancario, assicurativo, quindi sentire più pareri, fare più preventivi. Truffe telefoniche e truffe assicurative, ma tra le più segnalate oggi ci sono quelle bancarie che si palesano con un SMS arrivato direttamente sul cellulare con il mittente della banca. Si può fare una chiamata anche in comune per verificare i servizi sociali. È importante sentire la propria rete, soprattutto in questo caso qua, quindi quando si investono fondi e si investono soldi. L'omicidio di Paderno del Grappa, il giovanissimo da poco 18enne che da oltre 5 mesi si trova recluso in carcere accusato di aver ucciso Bledar Dedi, assassinato a coltellate la mattina del 21 gennaio nel bosco, ha chiesto la revisione della misura cautelare. Il suo avvocato Elisa Bertone ha presentato un'istanza affinché il proprio assistito venga trasferito in una comunità. Alla base della domanda, a cui il Tribunale per i minori di Venezia non ha ancora risposto, ci sarebbe una perizia psichiatrica che indica come il 18enne si trovi in una condizione di confusione che al tempo dei fatti sarebbe stata relativa anche all'orientamento sessuale e starebbe affrontando un percorso psicologico. Tra il giovane ed il 39enne padre di famiglia sarebbe nata una frequentazione particolare, forse una relazione che però l'allora 17enne avrebbe voluto interrompere, così avrebbe chiesto a Dedia di mettere fine a quella storia, ma l'albanese si sarebbe rifiutato. Secondo una versione trapelata nei mesi scorsi, Bledar avrebbe persino tentato di ricattare il ragazzo dicendogli che avrebbe fatto sapere tutto alla famiglia. Il giovane, messo con le spalle al muro, avrebbe allora optato per la più tragica delle soluzioni. A Vicenza ora per un allarme scattato nella notte per una presunta bomba alla stazione ferroviaria. La segnalazione però proveniva da un mitomane che è stato denunciato. Pronto, polizia? C'è una bomba piazzata nella stazione ferroviaria. È stata l'inquietante segnalazione telefonica arrivata in questura poco dopo mezzanotte. Un ordigno esplosivo che sarebbe stato posizionato da un terrorista latitante magrebino. Gli agenti, prima di far scattare le procedure stabilite in questi casi, hanno fatto una verifica sull'utenza telefonica da cui proveniva l'allarme, scoprendo che a farla era stato un noto mitomane già conosciuto per segnalazioni simili effettuate in altre questure italiane. Si tratta di un quarantenne italiano residente a Cosenza, per cui è scattata una denuncia per procurato allarme. In stazione è stata comunque allertata la Polfer, che ha fatto un'apposita ispezione preventiva, non rivenendo alcun ordigno nei luoghi segnalati.
Si è conclusa ieri la violenta perturbazione che ha investito anche la nostra regione, l'ennesima. A Padova resta l'allerta arancione per il livello dei fiumi. Intanto la grandine ha devastato le colture ad Agna. Danni tra il 70 e il 100%, non resta quasi nulla da coltivare nelle aziende agricole in località Forpiero ad Agna, un'area di 300 ettari colpita nelle ultime ore da una violenta grandinata con vento forte e pioggia intensa. In 2 giorni qui sono caduti 150 mm d'acqua, con chicchi di ghiaccio arrivati ad un diametro di 30-40 mm. Ad avere la peggio i vigneti, ma anche le ciliegie, gli ortaggi, le coltivazioni in pieno campo come mais, frumento e soia. Piange la bassa, ma violenti acquazzoni con forte vento hanno interessato tutta la provincia di Padova, con accumuli di 28 mm a Galzignano e di 29 mm a Lignaro in circa 6 ore, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile regionale. Pioggia violenta anche nell'Alta Padovana durante la notte, disagi anche in città, dove il vento ha provocato la caduta di alcuni alberi piombati sulla sede stradale. E sono pesanti i danni all'agricoltura anche in tutta l'area del Vicentino. Sentiamo. 2/3 dei terreni agricoli del Bassanese e dell'intera provincia di Vicenza sono letteralmente off limits. Nessuno potrà entrarvi per giorni per eseguire i lavori di stagione o per ripristinare le campagne invase dall'acqua. Lo segnala una drammatica comunicazione di Coldiretti Vicenza che parla di intere coltivazioni da buttare via a causa del maltempo. Nessuna zona della provincia è stata risparmiata. Il Bassanese sta facendo i conti con un numero impressionante di smottamenti e frane nella zona collinare, con le frazioni di Marostica epicentro di una situazione allarmante che ha portato anche all'evacuazione di molte famiglie. Le ciliegie sono state colpite da pioggia, freddo e grandine e in tante aziende ogni sforzo per salvare il prodotto è stato vano. I produttori sperano che le varietà tardive possano trovare beneficio dall'arrivo dell'estate, ma è davvero un terno al lotto. L'Alto Vicentino sta facendo i conti con campi allagati e colture foraggere devastate, mentre per l'Ovest Vicentino la situazione è molto simile a quella del Bassanese, con le ciliegie praticamente azzerate. Il Basso Vicentino vede il raccolto di mais quasi compromesso e le coltivazioni di patate e cipolle semplicemente azzerate. In alcuni casi si è arrivati anche a vedere dissotterrati i tuberi dalla violenza delle precipitazioni. Ortaggi, fieno e vigneti stanno soffrendo ovunque e l'intero comparto agricolo sta con il naso all'insù aspettando l'ennesima ondata di maltempo che per il momento sembra essere scongiurata. Non se la passano bene gli allevamenti che in alcune aree del Bassanese rappresentano la principale forma di sostentamento delle famiglie. I foraggi autoprodotti dalle aziende agricole sono imbevuti d'acqua e non sono utilizzabili per produrre latte di qualità. Ed ora torniamo a Bibione, ci chiede nuovamente la linea al nostro Lucio Zanato che ora si è spostato e si è recato nell'area dove ormai è tutto pronto per la 2 giorni di concerti di Vasco Rossi. A te Lucio. Sì, di nuovo buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, ci siamo spostati dal centro di Bibione qui nella zona dove è stato allestito il palco. Il nostro Fabio Verini vi sta facendo vedere il po' di allestimento e ci sono le prove audio, il sound check, le cose migliori, perché tieni presente che questa in realtà non è una data, è l'antedata, nel senso che qui è il sound check riservato ai fan e ce ne sono già 22.000 che sono arrivati qui a Bibione. Poi domani invece c'è la data 0 ed è la seconda data qui a Bibione per poi cominciare il tour di Vasco Rossi. E quelli che vedete sono tutti fan, li vedete? Ecco, questa sera i cancelli saranno aperti, mi dicono prima intorno alle 18:30, il sound check come viene chiamato, comunque questo preconcerto inizierà intorno alle 21 e adesso noi facciamo altro che andare a pescare Ma siete venuti qui per prendere il sole a Bibione? O tutte e due. Tutte e due, da quando è che siete qua? No, mezz'ora, no. Mezz'ora, quindi... Siamo venuti a Firenze, sicché... Partiti questa mattina a che ora? 7. Alle 7? 7 da Firenze. Ma perché? Perché Vasco si ama, si fa tutto per lui. È una vita spedicolata? Una volta, adesso non più. Una canzone per te? Anche due. Anche due. Ecco, questo qui è un po' diciamo il sentiment, però abbiamo tanti altri. Buongiorno, dove venite? Firenze. Anche voi? Nella precisione Gambassi Terme. Ecco, ma perché venire fin qua? E magari non trovarlo da qualche altra parte? È Vasco.
Vasco, qual è la canzone che tieni nel cuore? Quanti anni hai? Ok, e continuiamo allora. Vediamo. Prendimi la mano, raccontami che niente è impossibile. L'ho già presa prima. E poi? Bibbione, e poi Milano. Ma lo seguite dappertutto? Sì, si fa il giro. Anche a Zocca? Certo. Ma vi ha mai raccontato di quando lui faceva il DJ alla radio di Zocca di Modena? Sì. Sì. Parlandoci assieme, che sensazione c'è? È bella, emozionante. La canzone che tieni nel cuore? Ogni volta. Ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino. Tutte, perché? Perché sono tutte poesie, perché d'altra parte lui ha raccontato, sta raccontando la nostra storia attraverso la musica, no? Sì, e è unico, non c'è nessuno che lo può eguagliare. Non c'è nessuno che si chiama Giulia? No? Niente, perché sennò potevamo cantare insieme Brava Giulia. Marta, cosa dirti ancora? Qui ce ne sono molti altri di volti, anche molto giovani. Buongiorno. Buongiorno, dove venite? Firenze. E becco tutti i fiorentini. Quanti anni hai? 20. E la canzone com'era? Quanti anni hai? L'ho beccata. Vengo un po' più avanti, ne trovo degli altri. Non ditemi che siete pure voi fiorentini. Umbri. Da dove siete? Da dove sei? Puglia, Taranto. Ostuni. Ma chi ve lo fa fare? La passione. È un amore. Ma è l'amore per Vasco o per le canzoni? Per tutte e due. Per tutte e due. Vasco è la colonna sonora della mia vita. Ecco, qual è la canzone che ti fa più da colonna sonora della vita? Ce n'è più di una. Senz'altro Selli, Anima fragile. È una canzone per te? Non te l'aspettavi, eh? E con questa battuta è tutto, a te Marta. Grazie Lucio per questo collegamento. Naturalmente ricordiamo a tutti coloro che volessero appunto recarsi a Bibbione in occasione della 2 giorni di concerti di Vasco Rossi di consultare quelle che sono le limitazioni al traffico e ai parcheggi sul sito del comune di San Michele al Tagliamento, visto il grandissimo afflusso di persone che è previsto appunto per queste 2 giornate. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. All'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di Save annullando la tassa di sbarco voluta dal Comune di Venezia per coloro che transitano all'aeroporto Marco Polo, si riapre il dibattito in città. Gli albergatori lanciano alcune proposte. Il giorno dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato da Save, dichiarando come illegittima la richiesta di €2,50 a passeggero come tassa di sbarco introdotta dal Comune di Venezia per le compagnie aeree che transitano per l'aeroporto Marco Polo di Tessera, in città si riapre il dibattito. Non solo il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori presenta alcune proposte concrete. Bisognerebbe mettere una pietra sopra questa decisione e invece cominciare a lavorare insieme da veneziani per cercare di capire come trovare i soldi per mandare avanti questa città. Allora da un lato dovremo tutti insieme da veneziani andare a Roma e chiedere il finanziamento della legge speciale. Una volta c'erano i soldi per i progetti, c'erano i soldi per il mantenimento della città, c'erano i soldi anche per i cittadini per la manutenzione dei propri immobili. Adesso non c'è più assolutamente nulla. Le alternative ci potrebbero essere l'introduzione di una city tax e quindi una sorta di compartecipazione del comune all'IVA. L'IVA a Venezia vale oltre 4-5 miliardi. Pensare che un 1%, un 2% vada al comune di Venezia potrebbe essere veramente una soluzione, eliminando così tassa di soggiorno, contributi di imbarco e altri balzelli. Io manterrei solo il contributo d'accesso, che non è un contributo che viene messo per fare cassa, ma è un contributo per disincentivare i flussi. Il parere del Consiglio di Stato, che ha rovesciato la sentenza del TAR, deve comunque far riflettere. La vicenda della decisione del Consiglio di Stato sul contributo d'imbarco
che penalizzava la Save e le compagnie aeree che imbarcavano a Venezia ha avuto una conclusione certamente negativa per il Comune di Venezia. Io francamente sono sempre stato contrario a ogni tipo di tassazione sul turismo, a cominciare dalla tassa di soggiorno, ed invece capisco da molti punti di vista le necessità di cassa dei comuni, soprattutto di comuni come quelli di Venezia che hanno un'altissima spesa. Eccoci, allora continuiamo a parlare di turismo perché abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite che è Marco Gottardo, direttore di Federalberghi del Veneto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie. Buongiorno, allora siamo alla vigilia del 2 giugno di quello che dovrebbe essere un ponte che in realtà non c'è perché quest'anno cade di domenica, e possiamo anche tracciare un primo bilancio di questi ponti primaverili che hanno visto una Pasqua anticipata, dei ponti 25 aprile e 1 maggio segnati dal maltempo, per poi passare anche a queste vacanze, soprattutto per il pubblico tedesco e del nord Europa, di Pentecoste e del Corpus Domini, che sono state appunto segnate dal maltempo. Che bilancio possiamo tracciare? Ma allora, complessivamente non possiamo che essere soddisfatti dall'anno scorso. Nel 2023, come ben si sa, il turismo veneto ha registrato il nuovo record in termini di presenze assolute, superando 72 milioni di pernotti che turisti stranieri ed italiani hanno fatto nelle 16 destinazioni della nostra regione. Quindi diciamo partiamo da un dato del 2023 molto soddisfacente. I primi 4 mesi dell'anno, dove abbiamo già le statistiche della regione del Veneto, quasi tutti i territori, quasi tutte le destinazioni hanno migliorato da gennaio ad aprile i dati del 2023. Soprattutto anche a seguito del fatto che nel post-Covid molte destinazioni hanno cominciato a destagionalizzare, hanno scoperto proprio, diciamo così, nei periodi difficili di pandemia che anche nei periodi di bassa stagione in qualche modo il Veneto può essere momento di interesse e di attrattività per la nostra clientela. E quindi anche i primi 4 mesi, diciamo, hanno registrato dati incoraggianti. Purtroppo il mese di maggio, soprattutto per le destinazioni che iniziavano la stagione, le destinazioni tradizionalmente estive come la nostra Costa Veneta ed il lago, hanno registrato molte giornate di pioggia e di maltempo, e quindi chiaramente il dato che non abbiamo ancora stabile a consuntivo però probabilmente non sarà sui livelli del 2023. Abbiamo però già dai primi giorni di giugno, con il ristabilirsi anche, almeno sembra, speriamo, auspichiamo tutti, delle condizioni, diciamo, meteorologiche migliori, che anche le destinazioni caratterizzate da attività all'aria aperta, come appunto dicevo, mare e lago, potranno riscontrare i risultati del 2023 se non migliorarli. Ricordiamo che soprattutto per il mare, per la nostra bella Costa Veneta, il 2023 è stato un anno straordinario e per la prima volta nella storia abbiamo superato in termini di presenze i dati della costa romagnola, quindi Jesolo, Bibbione, Caorle, hanno fondamentalmente Eraclea, hanno fondamentalmente superato i dati. Quindi insomma dei dati positivi che si spera di, come dire, di ripetere quest'anno, nonostante insomma questa primavera dal clima così incerto e quest'estate che tarda ad arrivare. Gottardo, le chiedo un attimo di pazienza, resti con noi perché ci chiede la linea ora in questo momento per la cronaca la nostra Lina Paronetto, che si trova assieme a Tommaso Migotta a Castello di Godego per quella notizia che vi abbiamo dato nel corso del nostro TG relativa alla rapina che si è verificata ieri sera a casa di una coppia di anziani. A te Lina, buongiorno.
Buongiorno di nuovo Marta, eccoci, siamo con Tommaso Migot qui in Via Verdi a Castello di Godego. In questo momento la casa, quella presa di mira dai malviventi, è questa alle nostre spalle, di questa coppia di coniugi è vuota. Sappiamo che la signora si è sentita male, ha accusato un malore dopo quello che è successo ieri sera alle 20 ed è stata condotta in ospedale. Non escludiamo che anche il marito sia con lei, 83 e 77 anni, questa coppia di coniugi che tranquillamente, parliamo delle 8 di sera, per cui c'era ancora luce, hanno avuto davvero una spregiudicatezza incredibile questi due ragazzi che hanno agito a volto scoperto, così ci ha raccontato poco fa una vicina di casa. Sono stati visti in questa tranquilla via residenziale dai vicini scappar via a piedi, volto scoperto, e due ragazzi giovani, poco più che ventenni secondo la descrizione. Uno di questi teneva un pugno chiuso perché aveva ancora in mano evidentemente la catenina d'oro che con la minaccia di un coltello si sono fatti consegnare dalla coppia. Questi due giovani si sarebbero penetrati in casa da una porta laterale, così a quanto pare dalla ricostruzione che hanno fornito le stesse forze dell'ordine, hanno rovistato nelle varie stanze, non si sono fatti nessuno scrupolo di entrare nella cucina dove i due anziani si trovavano in quel momento, afferrare un coltello che hanno trovato lì a portata di mano, minacciare con questa lama la signora che aveva addosso una catenina d'oro e poi farsi consegnare anche dal marito degli spiccioli che aveva con sé. Quindi davvero una cosa incredibile, una rapina con dei rischi tremendi per poco o nulla come bottino. Poi hanno lasciato l'abitazione, sono scappati a piedi, sul posto sono arrivati i carabinieri, come detto i vicini che magari a quell'ora, visto che ieri sera poi aveva smesso di piovere, il tempo stava rischiarando, erano magari in giardino, sull'uscio di casa, stavano rientrando banalmente dal lavoro a quell'ora, li hanno visti addirittura scappar via. I carabinieri li stanno cercando, cercheremo di avere anche notizie sulle condizioni della signora vittima di questa rapina in casa. C'è necessariamente grande sconcerto tra i vicini e nella comunità per un furto finito in rapina e che poteva avere naturalmente anche conseguenze ancora più serie di quelle registrate. Intanto noi continuiamo il giro, Marta, anche per raccogliere altre voci e ti restituiamo la linea. Grazie Lina Paronetto, buon lavoro naturalmente a te e a Tommaso Migot che siete appunto a Castello di Godego. Noi torniamo ora da Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Veneto, per chiudere un po', no, questa carrellata sullo stato del turismo della nostra regione, ormai alle porte insomma di quella che è la stagione estiva, per quanto diciamo funestata da questo maltempo che fino ad ora ha come dire, fatto sì che soprattutto il turismo di prossimità, quello dei ponti, il turismo italiano di prossimità latitasse un pochino, no? A causa proprio del brutto tempo e della pioggia. Sì, come diceva poi anche l'amico Claudio Scarpa prima, oltre a un ragionamento di tipo quantitativo, quindi basato esclusivamente sulle presenze e appunto partendo dalla considerazione che la Regione Veneto è la prima regione italiana e la prima europea per presenze turistiche, ovviamente ormai i parametri di riferimento non sono più e solamente il numero di turisti e quindi se siano turisti italiani piuttosto che stranieri, che il periodo medio di soggiorno sia lungo o corto, ma chiaramente ci si comincia a concentrare anche sulla qualità e considerando che parlo diciamo dalla parte di una categoria imprenditoriale anche sulla redditività dello stesso. Ormai le nostre destinazioni turistiche sono diventate tutte destinazioni turistiche di livello medio-alto se non alto, molto appetibili e quindi chiaramente il prossimo step che cercheremo di fare sarà proprio quello di qualificare assieme ai nostri imprenditori ulteriormente l'offerta turistica. Ad oggi le presenze, l'outlook che abbiamo sui prossimi 3 mesi è stabile, nel senso che se prendiamo i mesi di giugno, luglio e agosto e li raffrontiamo allo stesso periodo dello scorso anno in termini diciamo di occupazione dei posti letto, abbiamo dati assolutamente paragonabili.
con un dato che spicca su tutti gli altri, che è quello legato alla montagna, che forse era stata la destinazione, diciamo così, turistica, che negli ultimi 2 anni aveva faticato assieme alle città d'arte un pochino di più nel post-Covid a riprendersi, che però sui dati previsionali del 2023, come ha affermato anche il nostro governatore Zaia in una recente conferenza stampa, si sta riposizionando e sta partendo molto forte anche sulla scia delle prossime Olimpiadi di Cortina del 2026, e quindi anche per una considerazione in termini di notorietà abbiamo questo effetto traino delle Olimpiadi che ci saranno ormai nemmeno fra 2 anni ma tra 1 anno e mezzo, perché sarà l'inverno 2026, che chiaramente io spero, immagino, credo diventerà sia un punto di arrivo ma soprattutto un punto di partenza per rilanciare in modo definitivo la nostra montagna veneta. Certo, grazie. Allora io la ringrazio davvero per essere stato con noi, Marco Gottardo, Federalberghi Veneto, direttore, grazie ancora e buon lavoro. Ecco, noi ora proseguiamo con la sanità, perché abbiamo un servizio che è stato realizzato dalla nostra redazione di Padova relativo a una nuova tecnica mini invasiva che è stata eseguita in un paziente di 59 anni con l'impianto di una valvola polmonare. È stato realizzato nelle sale ibride dell'azienda ospedaliera di Padova dall'equipe del centro Gallucci. Sentiamo. È tornato ad allacciarsi le scarpe, a camminare senza fatica, a fare una vita che aveva dimenticato il paziente di 59 anni, veneto, cardiopatico, sin dall'età di 11 anni, a cui l'equipe del centro Gallucci ha impiantato una nuova valvola polmonare con una tecnica microinvasiva. L'intervento non era mai stato eseguito ed è stato autorizzato dal Ministero della Salute e dal Comitato Etico dell'azienda. Una tecnica e uno strumento che rivoluzionano un'altra volta da Padova il vostro campo. Sì, in realtà abbiamo sviluppato, utilizzando tecnica e tecnologia, una strategia cardiochirurgica microinvasiva che ha permesso di dare una risposta assistenziale ad un paziente altrimenti a rischio eccessivo per un intervento tradizionale. Grave lo scompenso cardiaco del paziente che a 1 mese dall'intervento sta bene. Questo caso evidenzia 2 aspetti. Uno, l'importanza che i pazienti con cardiopatia congenita, anche quando sono adulti, debbano essere seguiti presso i centri che hanno esperienza specifica sulle cardiopatie congenite. E in secondo luogo la strategia che è stata utilizzata in questo paziente, è vero, è la prima volta al mondo, ma apre una strada. Per l'uomo l'intervento tradizionale con rischio di sanguinamento sarebbe stato fatale. Durante l'operazione eseguita in sala ibrida il cuore non si è mai fermato e non è mai stata usata la circolazione extracorporea. È bastata una mini toracotomia di 5 centimetri. In rianimazione il 59enne ha sempre respirato da solo ed è stato velocemente dimesso. Questo intervento è un intervento che nella sequenza di iniziamo a tagliare, andiamo con la valvolina una volta aperta la fissiamo con un punto esterno, apre, come dire, una sequenza di step che sono nuovi, perché in realtà sono in corso d'opera, li abbiamo codificati noi. Grande gioco di squadra per portare a casa un intervento di altissima complessità a beneficio naturalmente della persona. Ed un importante traguardo per la sanità veneta e trevigiana è stato anche quello che si è raggiunto allo IOV di Castelfranco, dove è avvenuto il primo espianto di organi a cuore fermo in un presidio territoriale. Il valore aggiunto di questa donazione è legato al fatto che, oltre che equipe dell'Istituto Oncologico, sono state interessate anche equipe dell'azienda ULS 2. È stato un lavoro di squadra quello che ha permesso all'ospedale di Castelfranco, come sede staccata dello IOV di Padova, di raggiungere un obiettivo a suo modo storico, ovvero la prima donazione di organi a cuore fermo in un presidio ospedaliero territoriale, i cosiddetti SPOC. Da una paziente deceduta nel nosocomio castellano è stato così possibile espiantare cuore e 2 reni che potranno dare una prospettiva di vita ad altrettanti pazienti. Per la direttrice di IOV Bonavina un traguardo non solo sanitario.
sanitario. Una vittoria civile di tutta la popolazione che è sempre più disponibile e di tutte le equip. 8 ore di intervento che hanno visto operare una quindicina di clinici con il supporto del coordinamento regionale trapianti, rianimazione anestesia, cardiochirurgia, chirurgia epatica e renale. Un gioco di squadra prezioso e vincente, lo ha definito il presidente Luca Zaia, nello specifico un orgoglio per la città del Giorgione. Sono notizie che rincuorano Castelfranco Veneto e che danno ragione alla regione sull'investimento fatto nel polo ospedaliero appunto della città, perché risultati così vanno ben oltre le aspettative. Quindi un plauso alla Sanità Veneta, all'Istituto Oncologico Veneto per ciò che sono stati in grado di fare a Castelfranco Veneto oggi. Restiamo nel Trevigiano con il fiocco record all'ospedale di Oderzo con la nascita di Naomi, ultima nata della famiglia Cretu di Gorgo al Monticano. Questo è il vostro 10° figlio? Sì, vero, 10. Sì, era bambina e 10 figlia, sì. A Gorgo al Monticano mamma Simona e papà Cretu Bogdan hanno accolto con gioia il loro 10° figlio, la piccola Naomi. La bambina è venuta al mondo poco dopo le 19 all'ospedale di Oderzo, lo stesso dove Simona aveva già partorito i 4 maschi e 5 femmine. La bambina pesa circa 3,5 kg, 3,4 kg, è nata benissimo, la signora ha avuto un decorso favoloso e mi ha detto che è stata contenta nelle precedenti 9 volte e si è voluta ritornare da noi, ha voluto ritornare da noi perché voleva rivivere quell'esperienza che ha vissuto in passato, insomma, ecco. Da 15 anni in Italia, lei e suo marito hanno costruito una famiglia numerosa e unita, un vero e proprio record in un Veneto che non fa più figli. Con l'aiuto di Dio, come amano dire i 2 genitori, gestire 10 figli è una sfida quotidiana, ma anche una fonte inesauribile di amore e soddisfazione. Con l'aiuto di Dio noi andiamo avanti così, anche i figli sono una benedizione. Io sono felice perché mi ha dato il Signore questo dono di posso avere 10 figli sani, felici, contenti. Arrivare a fine mese con 10 figli è un po' difficile. Arriviamo bene perché ringraziamo al Signore quello che ne dà. Anche se ammettono che qualche problema lo devono affrontare, il solo stipendio del marito, operaio in un'azienda di mobili, è appena sufficiente per arrivare a fine mese. Tutto costa. E chi vi dà una mano? Nessuno, solo noi. Con un stipendio. Ve lo fate bastare? Sì. La casa comincia a diventare piccola e trovarne una adeguata diventa problematico, ma l'ottimismo non manca. Con tanti bambini non è che ti accettano a comprare una casa o anche affittare adesso che vai con 10 bambini chi ti dà una casa in affitto. Però lei non lo sente come un peso il 10° figlio? No, non lo sento come un peso, una benedizione per me, anche una felicità più grande. Nelle prossime ore mamma e figlia verranno dimesse dall'ospedale. Festeggiamo Naomi che è nata con gli amici insieme tutti. E a quanto pare potrebbe non essere l'ultima festa per la famiglia da record. Se viene un altro va bene per noi. Non posso dire questa parola, mi fermo qua. Ed era questo l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.